Rieccoci a Primus Inter Pares, consueto appuntamento settimanale del mercoledì, questa sera Don Ramiro Bizzotto e Roberto Marcato per parlare di immigrazione, di profughi, di accoglienza e di tante altre cose e ne abbiamo ancora da parlare anche se il tempo inizia a diventare poco. Abbiamo Pierina, credo di aver capito al telefono, sentiamolo, buonasera signora Pierina, da dove chiama? Chiamo da Bagnoli. Prego signora da Bagnoli. Quindi... Le volevo dire una cosa, che siamo stanchi di questi extracomunitari, io non sento quello che dice lei, ma le sto dicendo che siamo stanchi di questi extracomunitari, che prostituzione, droga, birra, si picchiano, sporcizia, ci sono le persone che vanno a farvi le pulizie dentro ai capannoni qui a Bagnoli, si masturbano per la strada, fanno la pipì per la strada, non gli importa chi passa. Questi non vogliono integrarsi, questi vogliono solo stare qui, fare quello che vogliono, non vogliono integrarsi, non vogliono, sono sporchi, maleducati, è una cosa impercettibile. Certo. Ma non si può andare avanti così con 800-900 persone su 3.800, non si può, il sindaco non ne può più, è il governo che deve mettere a posto, non dire che questi sono una risorsa, questi stanno rovinando l'Italia, non una risorsa. È stata molto chiara. Grazie signora Pierina, ovviamente commenteremo, abbiamo un'altra telefonata sotto, Danilo, credo di aver capito, da dove signor Daniele? Come? Daniele, scusa Daniele, Daniele da dove signor Daniele? Da Padova, sono originario di Vicenza però abito a Padova. Prego. Guardi, molto semplicemente, vorrei dire tante cose, però il riassunto è molto semplice, se c'è una torta in cui mangiano 10 persone, non si può dire che 20 persone mangiano la stessa fetta di torta e purtroppo c'è chi non la mangia. Dopo si potrebbe discutere, i soldi sono giusti, non sono giusti, sono spartiti bene, sono spartiti male, però alla fine si va sempre a finire sul denaro perché purtroppo senza il denaro non si vive e ripeto, forse io la faccio semplice, ma se siamo in 10 mangiamo una fetta, non si può venirmi a dire che in 20 mangi la stessa fetta, 10 mangiano e 10 guardano. Uno può dirmi, ma si mangia a metà, ho capito, ma che se da 20 diventi 30 e la torta è sempre quella da 10, solo questo è stato bene. Stato caro. Grazie Daniele, allora andiamo a leggere i messaggi, ovviamente era inerente all'uovo che abbiamo detto 4, poi Roberto Marcato ha detto se sono in 10. Allora, buonasera, ma vi siete dimenticati che al centro del distretto del profugo di Agna il sindaco Gianluca No, che il profugo non riesco a leggerlo bene, vabbè. C'è Agna? C'è Agna, il sindaco Gianluca Piva, è vero che è questo. Andiamo a leggerne un altro, ma non ci sono soluzioni pronte per Bagnoli e Cona, una cosa così fa male a tutti, infatti tanti profughi così davvero sono. Lo SPRAR è inutile, obblighiamo tutti i comuni ad accogliere, basterebbe così poco. Questo è lo SPRAR. Questo è lo SPRAR, infatti dovrebbe essere così, lo SPRAR però non viene mai usato se ci sono 2000 profughi in 2 paesi così piccoli. Prendiamo esempio dai paesi come Germania, Spagna e altri che il problema l'hanno risolto, da noi si parla e basta, è vero che questo però hanno qualche problemino anche loro, non è che la Merkel ha avuto qualche problemino. Sì, allora andiamo a sentire invece, abbiamo Dennis ad intervistare i profughi, ovviamente loro parlano in inglese, abbiamo messo la traduzione, tutti un po' scontenti, soprattutto quelli di Agna, quelli di Cona, anzi l'ultimo di Cona dice le cose sono un po' migliorate. Andiamo a vederli. Are you happy here? Yeah, I'm happy here, for the time now. You have to get patient for anything. So that is it. During the day, what do you do? Nothing. Sleep, you go to Wi-Fi, enter internet, you eat, and you sleep, nothing. Like me, I didn't have anybody to call at home because I didn't have mother, I didn't have relation because my younger sister, my dad died recently before I traveled. We are managing it here. I don't think here, like transfer is not going nowhere. And there's so many people here, they have spent like 9 months, they are still here without transfer. We don't supposed to be like that. We have been here since last year. We have been managing, though we are not comfortable here. Why? Due to the what we are seeing, the kind of food we eat, the kind of living.
they are trying their best to make sure that everybody feel comfortable. During the day, what do you do? Day? Yes. We go school. School? School. Impara Italian. Scuola per imparare l'italiano. And learn Italian, learn Italian. The situation is very good now. Very good. It's unlike the former situation. So the situation is very better now. Now is better. It's better. Why? Perfect. Because of the change of the management. He's trying. He's working very hard compared to the former manager. Everybody is living well now. We are really happy now. I want to stay here. I really want to stay here. Quelli di Bologna, di Bagnoli, scusatemi, dicono che vivono male, quello di Cona dice che le cose sono un po' migliorate, usano durante la giornata il wifi, come diceva prima Don Albino Bizzotto, oggi la tecnologia è entrata anche in questi centri. Allora c'è Marco al telefono, sentiamo, buonasera Marco, da dove chiama? Buonasera, da vicino Bagnoli. Prego Marco. Quindi, sì, niente, in poco vorrei racchiudere un po' diversi punti, vediamo di fare velocemente. Allora, secondo me questa è una classica situazione dove ci prendono due piccioni con una fava, perché non è un'invasione consentita praticamente, perché guadagna sia lo Stato che prende dei soldi e anche i clandestini, perché non sono profughi che entrano senza documenti, praticamente sbarcano soldi e non persone. E poi oltretutto se fuggono da una guerra, perché fuggono solo ragazzi da 20 a 30 anni, non bambini, vecchi, anziani, mamme? Cioè se fuggono da una guerra li lasciano là a morire i genitori, quindi questo non riesco a capirlo. Oltretutto dovrebbero essere grati di non avere le bombe che gli esplodono in testa e quindi non dovrebbero ricercare i wifi, lamentarsi del cibo e quant'altro. Anche se hanno da dormire e mangiare, lì dovrebbero stare, nel caso di Bagnoli, in base e basta, non dovrebbero avere il permesso di uscire dalla base perché non hanno i documenti italiani. Se hai i documenti e vuoi uscire dalla base e essere un turista, parti come partono tutti gli altri, con i tuoi documenti arrivi e visiti Bagnoli, Verona, certo, eccetera. È stato chiaro non Marco. voglio farla diventare una prigione, però ovvio che... Sì, però diventa ancora più un campo da concentramento, insomma, se proprio italiano. Ma è un campo di concentramento, ma è un campo di soldi. E comunque loro fuggono da una guerra, non dovrebbe interessarli effettivamente. Cioè, se vuoi resti a casa tua, se no vai là, sai che però non rischi la vita, ma resti chiuso lì. Grazie Marco, abbiamo Giuseppe al telefono, poi il commento qui in studio ovviamente perché ne abbiamo tante telefonate. Giuseppe, buonasera, da dove chiama? Buonasera, da Belluno. Da Belluno, prego Giuseppe. Ma allora volevo chiedere al Don Albino Bizzotto. Ma si rende conto che lei ha parlato della popolazione, dell'1% della popolazione mondiale che sta lucrando? Voi state facendo i loro interessi? Cioè lei lo sa che l'invasione è stata programmata da questi signori? Lo sapete che tutti quelli che stanno arrivando fanno il passaparola ai loro amici, ai loro parenti e la cosa sarà esponenziale? Cioè, ma allora io le chiedo, ma se a Lepanto ci fossero stati tante persone come lei, adesso noi si sarebbe musulmani, sa? Cioè, ma ci rendiamo conto del dramma che sta arrivando? Ma voi siete preti cattolici o siete preti musulmani, visto che l'85% di quelli che arrivano sono islamici? Grazie del telefonato, Don Lavino, la risposta è d'obbligo ovviamente, però mi sembra di capire da queste telefonate, ne abbiamo tante altre che sono molto arrabbiati, insomma, la gente per quello che sta succedendo, molto probabilmente come diceva Don Albino per colpa della politica che non ha le regole, molto probabilmente come diceva Marcato perché ci vorrebbero più soldi. Io non voglio convertire nessuno, credo che ognuno di noi ha la sua responsabilità, dobbiamo trovare anche il modo migliore per esprimere quello che ci fa piacere e ci rende contenti. Quindi io non do ordine a nessuno, però a chi prima mi parlava, la signora che mi diceva tutto male, ecco, ci sono cose che non vanno bene, certamente. In un ghetto le cose non funzionano mica, neanche per noi, neanche per gli altri, non funzionano in un ghetto. E mi pare di capire che la cosa, se vediamo sull'immigrazione solo questa esperienza qua, le cose vanno malissimo. Però
Io ogni giorno incontro musulmani, buddisti, immigrati, italiani, poveri italiani e poveri non italiani, ma io devo dire che ma rarissimo qualcuno che magari così, sì, ma non c'è nessun problema però nei rapporti. Bisogna trovare la soluzione, al di là delle chiacchiere. La seconda cosa, chi ha tirato fuori la questione della torta? Attenzione, perché se io ho una torta di 10 fette e uno o due si prendono 8 fette e rimangono 2 fette, se non si spostano le fette, si spostano le persone verso le fette. Dobbiamo stare attenti su questa roba qua, perché noi continuiamo a ragionare come se fossimo dentro alla stessa condizione. Non abbiamo le stesse condizioni, La gente vede l'Occidente come il luogo ricco, non c'è niente da fare. Ho capito, però non è così. Allora, cosa fai? Se la fetta del dolce non arriva mai a te, cosa fai? Ti sposti verso la fetta. Io credo, Don Albino e Roberto Marcato ha molti dibattiti sul tema profughi, che se ne discute da anni, però si deve ancora trovare, oggi Gentiloni ha detto qualcosa. Un'ultima cosa, poi non parlo più. No. Io invito tutte le persone, tutte, a partire da me, senza obbligo nessuno, ma invito tutte le persone, per cortesia, qualche volta domandiamoci, ma se io avessi un figliolo di quell'età, ma se io fossi al suo posto, che cosa vorrei, cosa farei? Don Albino, il nostro telespettatore, quello che ha chiamato prima, ha detto ci sono dei ragazzi da 20 a 30 anni che vengono qui, li potrebbero cambiare anche là, nei paesi dove arrivano. Il passaparola non lo fa l'1% della popolazione, il passaparola lo fanno loro. Certo, e il problema qui, al di là, Roberto Marcato, che lei è in molte trasmissioni, è un problema che prima o dopo bisognerà pur risolverlo. Mi sembra che se ne parlano tutti i media, tutti i politici, l'Europa, ne parlano tutti, però il problema non si sta risolvendo. Ma c'è un governo in questo paese, non è che si può pretendere che sia il Presidente della Regione o l'assessore regionale o il sindaco del comune di Agna, che saluto e a cui va tutta la mia vicinanza, perché ogni giorno è là a risolvere problemi creati da altri. C'è un governo di questo paese illegittimamente là, perché non è stato eletto da nessuno. Roberto Marcato. Però c'è anche un governo del paese, perché sennò altrimenti andiamo l'Europa ti dice l'ONU ti dice l'Africa, è inutile. Ognuno deve fare la propria parte. C'è un governo tutto. Il responsabile della gestione di questa situazione è il governo. Come si può distribuire però se i sindaci dicono no? Ma anche qua, allora, come fai a pretendere che un sindaco ti dica di sì? Perché lo SPRAR funziona idealmente perché decide che c'è un tetto. Cioè lo SPRAR funziona come se da domani non arrivasse più nessun altro. Così funziona lo SPRAR. Invece lo SPRAR bisogna che si metta via, perché continuano a sbarcare migliaia di persone. E allora lo SPRAR dice ne mettiamo 10 là, e me ne arrivano altri 10, li aggiungiamo. Ma con quale prospettiva? Cioè, se continuano ad arrivare noi continuiamo ad aggiungere clandestini a clandestini. Perché c'è questa però prima dobbiamo provarlo. E dopo c'è un tema, perché la signora... Perché quella signora che ha chiamato adesso è una signora esasperata, non è una signora razzista, è una signora che se ti domandi, ma se vedi un ragazzo che sta negando, gli dai una mano? Certo, ma se fosse tuo figlio, non oso neanche immaginarlo. È quando la politica non decide che si creano i ghetti, le situazioni di criticità, per cui la reazione del cittadino è questa. Siamo noi classe politica che creiamo i razzisti, perché in una situazione di pace nessuno è razzista, ma se tu sei una signora e hai 50 persone che ti rompono ma perché allora Roberto Marcato la politica non sistema questa cosa? Perché ho capito che la politica... Perché c'è un fondamento culturale... State dicendo tutti e due che la politica... Profondamente sbagliato, c'è un fondamento culturale profondamente sbagliato, per cui quando la Boldrini si limita a dire sono delle risorse, poi lei torna a casa sua, non si preoccupa se queste risorse hanno un futuro, se queste risorse limitano la libertà degli italiani, se queste risorse vanno a ingrossare le fila della criminalità. Lei dice sono delle... Ma cosa vuol dire? A me che sono entrati in casa di notte alle 4 di notte e hanno massacrato mia nonna di botte, te poco a dirmi se delle risorse, perché mi sento preso in giro. Cioè la politica deve dare risposte, non definizioni.
italiani. Quindi qui c'è una matrice culturale completamente sbagliata, perché poi le decisioni politiche sono frutto di convinzioni culturali che abbiamo. Roberto mi risponde alla domanda, io ho capito tutti e due, ma perché la politica non dà le risposte? Cioè ragazzi, lei vive nella politica, governo, ma no, lei vive nella politica, non ci sono al governo, quando andrò al governo si sarà fatto le dirò perché si sarà fatto un'idea. Sono incapaci, sono assolutamente incapaci, e c'è una deformazione ideologica. Ci sono degli interessi. No, magari, perché almeno dico, bene, hai un interesse, ma almeno c'è un'idea. Qui c'è proprio un'incapacità, cioè quando il presidente Gentiloni ti dice neanche Mago Merlino, vuol dire che lui ha ammainato bandiera, basta, ha rinunciato. Lui ha detto agli italiani, su questa questione qua non c'è partita. Ma vi sembra normale che il presidente del Consiglio di un paese come il nostro, settima potenza mondiale, eccetera, eccetera, dica ci vuole Mago Merlino? Guarda, cioè se non ti offetichi che fanno? D'accordo, ma gli altri partiti, allora mettiamola anche sotto il profilo politico, gli altri partiti danno un'idea come risolvere questo certo, problema? Noi l'abbiamo detto in tutte le salse, quello di rimanere vanno fatti i campi e qua sono d'accordo con l'ONU, vanno fatti là, i campi devono selezionare subito chi è profugo e chi non lo è, e i respingimenti, perché se tu inizi a respingere 10, 20, 30, 40, quel passaparola che diceva prima Don Albino, positivo, fintamente positivo, che dice l'Italia è il paese ben godio, quando io in qua si rende conto non è così, arriva anche l'opposto, cioè passa la parola che guarda, che è inutile che vieni qua, perché tanto ti rispedisco a casa tua. E allora si arriverebbe a una situazione più razionale, dopodiché le politiche, ripeto, con le risorse che abbiamo, prima devo decidere, perché io faccio un lavoro diverso da quello di Don Albino e non lo sto criticando, ma sono due cose diverse. Certo. Io le risorse che ho, io le dedico ai padovani, ai piombinesi, a quelli di Trebasele, a quelli di Agna. È una scelta politica. Certo. Allora siamo andati che tra la gente a Bagnoli e a Cona per sentire l'umore, abbiamo sentito già una telefonata della signora, andiamo a sentire altre persone che il nostro Dennis è andato a intervistare proprio oggi a Bagnoli e a Cona. Sentiamoli. Al mio cancello non sono mai venuti a chiedermi niente. Quindi a lei non danno disturbo? No, a me no. Io li vedo solo passare e basta. Non posso dire che fanno così, fanno quella. Pessima, siamo messi male a sé. Non c'è via d'uscita, secondo me. Non si può fare niente, è troppo tardi, bisognava fare prima qualcosa. Se sono profughi che hanno bisogno è giusto dargli una mano. Ma quanti ne troviamo? Un 5-6%, 7%, forse meno che di più, ma gli altri o vanno a casa o se li portano a casa i sindaci che sono d'accordo. Sicuramente il sovraffollamento per loro, perché effettivamente vivono come dei cani, poverini, e secondo me non è giusto. Mi fa anche appena però, mi sono fatto così, quindi sono una persona che gira tanto anche il mondo, sono stanco di impesiarmi tante volte, però vedere della gente così ecco, è brutto. Diciamo che la tensione resta, perché magari anche e soprattutto quando cala la notte là si sente un trambusto, che poi indipendentemente si stiano divertendo o quant'altro, di sicuro non eravamo abituati. Altri sbarchi aspettiamo, perché tanto la tendenza è quella, non è che il cittadino italiano compri qualcosa qui. Noi eravamo abituati a tenere aperto, era un paesino tranquillo, 4 persone così. Non interessa più a nessuno, ci hanno lasciati soli veramente. Tutti sono venuti a vedere i parlamentari, abbiamo avuto qualche incontro anche al TV, ma adesso tutto silenzio, non c'è nessuna intenzione di fare niente. Don Albino Bizzotto. Se posso, così, credo che sia una distorsione parlare di immigrazione soltanto con questo tipo di esperienza. Nessuno è d'accordo con questo tipo di esperienza, ma se fondo tutto il discorso sull'esperienza negativa, se è chiaro che mi muovo altra strada, dico che l'esperienza non è solo negativa, che altro. L'altra cosa ancora, Roberto, mi scusa, ma la realtà mi scavalca sia lui che me, indipendentemente dal pensiero diverso che abbiamo, ognuno ha il suo, ma la realtà non è soltanto quella che decidiamo noi altri. Mi sono convinto, per esempio, che prima di dire che non funziona la distribuzione diversa con i sindaci diversa, facciamo la prova, facciamo la realtà. Non che sarebbe né Cona né Conetta se che fosse stata un'altra cosa. Non lo so cosa succederebbe ancora, non lo so anche come poi ci sarebbero le notizie, però la realtà del mondo che si muove in un certo modo non viene decisa né dai nostri muri né dai governi, carità, e allora lavoriamo più che se possibile
facendo in modo di coinvolgere per risolvere i problemi. Guardando in faccia però violentemente la realtà, perché se invece la infarciamo di finta ideologia o di falso buonismo, facciamo un torto a noi e anche a chi scappa dalla guerra. Perché il più delle volte adesso che i più poveri sia quelli che sono i nostri nemici, è un pericolo brutto. Perché mi ho sofferta sta roba. Fabio al telefono, sentiamolo. Fabio da dove chiama? Buonasera. Io ho fatto via. Buonasera, chiamo da Venezia. Prego signor Fabio. Io volevo dare un suggerimento a Marcato, il quale praticamente viene sempre intervistato in varie televisioni pubbliche eccetera, di ricordargli che tutti gli stranieri che lavorano a Venezia nel settore del commercio e il turismo lavorano 6 mesi all'anno, 7, e poi si fanno 6-7 mesi di disoccupazione. Ma com'è che ci pagano a noi i contributi? Che dicono che ci pagano i contributi a noi italiani, se poi se li spendono e se li portano via nel loro paese quando tornano a casa. Ecco, questa è una cosa insomma che vorrei che Marcato capisse e lo spiegasse anche. Grazie Fabio, la risposta. Ah no, c'è già Luigi, poi chiudiamo le telefonate. Io chiedo scusa ai telespettatori, ma sono le 22 perché siamo rigorosamente in diretta su TV7 Triveneto, su Facebook, sono le 22:33 passati, abbiamo già sforato un po', però sentiamo Luigi al telefono. Pronto? Buonasera Luigi, da dove chiama? Sì, chiamo da Treviso. Prego, abbiamo sentito tutte le città del Veneto questa sera. Prego Luigi. Comunque io, la mia opinione, sapete qual è? È che se qualcuno di cristiano, come pensiamo che siamo in Italia, che siamo maggior parte in questo ordine, che cos'è? Che se siamo cristiani e crediamo in qualcosa, hanno creato i fiumi, gli stati, i mari per essere divisi. Quello che abbiamo fatto noi è solo quello che siamo andati a invadere e adesso paghiamo tutte le esperienze che hanno fatto quelli prima di noi. Va bene. Questo è il caso. Certo, grazie. Perché Sì, mai nessuna responsabilità di nessuno. Vabbè, grazie alla telefonata, è stato chiaro. Allora, la risposta di quello prima, Roberto Marcato che l'aveva citato. No, ma ha ragione, infatti anche qua c'è tutta questa fantasia del fatto che gli immigrati non solo si pagano, ma pagano anche per noi. In realtà non si tiene conto dei clandestini, del costo sociosanitario che noi abbiamo per tutti, a prescindere che tu sia cittadino o meno, profugo o meno, clandestino o meno, e poi c'è tutto questo tema che diceva anche il telespettatore che l'ha sottolineato, per cui il rapporto costi-benefici oggi dell'immigrazione è assolutamente negativo, dati alla mano. Quindi qua non prendiamo in giro gli italiani dicendo cose non vere, perché poi irriti l'intelligenza delle persone, e questo è una colpa grave. Siamo arrivati in conclusione di questa puntata, ovviamente io vi ringrazio entrambi, è la prima volta poi che partecipate, che vi siete conosciuti in una trasmissione televisiva, sì. Giusto? Sia Don Albino sia Che idea vi siete fatti l'uno dell'altro? No, tranquilli, assolutamente sì. Abbiamo dialogato veramente pur da posizioni diverse, con ruoli diversi, ma insomma questa è la dimostrazione che se uno ha un'idea. La domanda, Roberto, non è così tanto per fare, però le due parti possono coincidere e trovare una soluzione? Cioè il modo di ragionare di un amministratore, il modo di ragionare di un cristiano, che sono diverse nella loro logica, possono collaborare. No, ma io sono cristiano, è che quando io governo devo essere laico. Io sono cristiano, ma laico. Ma laico. E può essere il cristiano laico Roberto Marcato vicino al cristiano Don Albino Bizzotto? Ma il cristiano è laico, sapete? Sì, perché guardate che il Signore non è mica venuto per farci cristiani, è venuto perché è un uomo. Certo. Ed è venuto per l'umanità delle persone, non è venuto per convertirmi e farmi diventare adesso cerchio. Si è buttato con tutti quanti. Scusami. Va bene, siamo arrivati in conclusione. Io ringrazio Roberto Marcato. Mica uno scherzo, però, di non mancare mai di umanità noi altri. No, vada fatto questo, non avevi mai una storia da soli. Certo. Ringrazio Don Albino Bizzotto di essere venuto qui questa sera, primus inter pares, davvero grazie a tutti e due, e speriamo che i nostri telespettatori abbiano capito qualcosa, e speriamo che questo problema magari con un po' più di tempo si risolva in rapidità, o che la politica riesca a risolvere. Io vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì prossimo con un'altra puntata di primus inter pares. Buonanotte.